Sas elezioni in Sardegna sono interessanti vinza s'imprenta nazionale. Su Corriere della Sera ha analizzato su caso Sardegna sa vigilia desaddobbio entre Meloni e Salvini. Su giornalista Gian Antonio Stella, esperto in materia di inchiesta, fa vedere mescamente desos problemi de su centrodestra e di su chi è capitano a pustir desa mesa regionale in Palazzo Tirso che ha separato su candidato presidente Paolo Truzzu. Stella conta bene su chi è capitato in sus ultimos schimbannor de governo de Solinas e analizzando esos numeros che pertoccan Truzzu e Solinas, su tale linea chiesto un desafio entre ultimos. Sul risultato de su monitoraggio de su gradimento fatto da Sole 24 ore, Dana Solinas ultimo entre sos presidenti de regione in Italia e Truzzu 80 chimbe de 87 sindicor desar cittades prulmannas. Su giornalista mentova finza su sondaggio fatto dall'Istituto Piepoli che vi è su battor di chi prochentu de preferenzias pro Solinas a distanza de 1 punto da Alessandra Zedda e Truzzu terzu e chi in su 60 chimbe prochentu de intervistaoso chi non sono contentoso. Su ministro della cultura Gennaro San Giuliano, orientata in sa sede della nuova Sardegna, ha dobbiato gli studenti del suo progetto La Nuova Scuola. Su tema che hanno trattato quest'estate sul ruolo della cultura in si sviluppo del suo territorio, a dare su benevenio a su ministro Alberto Leonardis e su direttore della nuova Giacomo Bedeschi. Su ministro ha sottolineato che la cultura è un fattore spantoso di sviluppo socio-economico, erde profetto pro sa qualità della vita, in plus contribuite a elevare su senso civico dei cittadini e non fa che ti stare mezzo scanordona esperienze che sa visita a un museo, sa partecipazione a un concerto, sa lettura di un libro o sa vista di un paesaggio. Pro cui mi sono impinnando a Nao San Giuliano per sparginare sa cultura in cada territorio. Intervenire in sul territorio in maniera più precisa all'estra e sinergica in casi siate emergenze ambientali, idrogeologiche e chimica in su padente e a fortiare la capacità di risposta del suo sistema di protezione civile in sor livellos territoriali differenti. Che in questa punna la regione ha approvato su piano multi a rischio multilivello nuovo, ispricao questo Manzani in Castello in sa direzione generale della protezione civile. Oggi in Sardegna sono 30 sos comuni che non hanno un piano di protezione civile e procurso la giunta regionale ha deciso di ponere a disponimento 2 milioni e mezzo di euro. L'assessore regionale a Sambiente Marco Porco ha sottolineato che in custodinare come totur di andè per essere a posto. Si para a fronte a emergenze, a Nao Porco sì, in tempur de pac e totus traballano anime pare e si confrontano. Du 123 incidenti in su 2023, su due chi procenti in più rispetto a San Innantisi, che in 40 capitaus in sos primos sermeses, 23 incidenti de pedoner, battor mortales in sos primos sermeses. E poi di andare per i peius in sos caminor de Nugoros, la polizia locale non ha fortiato sos controllos. De prima die de tribulas a su 31 Nadale, sos incidenti sun falaus a 83, su 38 procenti in manco rispetto a su secondo semestre di su 2022. Su bilancio di a cabo de anno, prosa polizia locale de Nugore positivo. Sanda alla desichire scusa desaumento desa zinzaletica e deso scontrollo si chinde per applicazione nuoro cittadinanza attiva. Chi parisa su numero virde in batto ormese sa colliu pru de batto schento sinzalazione de cittadinoso. S'aumento deso scontrolloso ha fatto crescere esa sanzione spuru, tre chimizza 252 rispetto a sa sottomizza che in bicentorbinti desu 2022. In 7 casos hanno aperto vinza sospedones chi non lucravano in sasi strisciasa. Sas azioni più sanzionate sono su mancao impreu desor dispositivo de securesa, sa guida irresponsabile, velocità troppo alta e impreu de su cellulare. Su PD ha presentato un'interrogazione a su Ministero delle Impresas e ha fatto un appello a su governo caso sconto su preora Lumina non torrana. Sos parlamentare sardo de su PD Silvio Lai, primo firmatario des interrogazioni in sa Camera e Marco Meloni in su Senau, hanno sottolineato che s'addobbio di su battor di chiede Nadale in su Ministero che in aziende sindacauso, finza sconfirmando sa CIG preso straballadores a tranzio a cabo de Iannariu sas aziones che però Galo non pare insicura. Prosu chi per tocca sa CIG oggi non bè su provvedimento che parte su dinare intres a regionese e su decreto de
sul Ministero del Traballo pro evitare ritardo in su pagamento a sos traballadores. Prosuchi per tocca su blocco azionario des aziende, su Comitato de Sicurezza Finanziaria, Gallo non ha mutato decisione a dispetto della vendita del 21,37% della azioni della proprietà fatta in Sant'Ugavine e prosugga su Ministero una da nuova risolve sos problemas. Eurallumine scrive in Sor Democratico senza sa revoca del suo provvedimento e senza maniera nuova di approvvigionamento energetico non può andare da innanti in su progetto pro tornare a fare spartire l'impianto e pro investimento di 300 milioni di euro.